Il primo ospite che sto qui per presentarvi è un carissimo amico. Anche la prima volta in televisione, nella nostra radio RTC, targato Napoli, a radio che parlo con me te e con me. Lui è Anthony Galeota! Grande Anthony! Buongiorno a tutti. Lui è anche molto conosciutissimo su YouTube per le sue dirette, vero Anthony? Eh sì, diciamo che cerchiamo, grazie mille per insomma, l'ospitalità. Sono molto contento perché comunque, come ben sappiamo, il web è un modo pure per sponsorizzarsi e questa ospitalità qui in trasmissione è un modo in più per cercare di far girare la musica fatta col cuore, non fatta perché si deve fare o per moda, quindi è un piacere stare qui e... Allora Anthony, qual è il tuo genere che fai? Allora, io fondamentalmente, partendo dal fatto che faccio questo da poco, da 3 anni, quindi non mi reputo un MC professionista, anche perché c'è molto da imparare, tutto è iniziato per gioco, quindi fondamentalmente da una semplice lettera che scrissi decisi di poter far sì che il rap diventasse un vero e proprio modo di sfogo. Visto che suono la batteria, volevo trovare un'alternativa per sfogarmi. Quindi un rap fondamentalmente incentrato sulla musicalità, sull'orecchiabilità, affinché quello che faccio potesse piacere pure a chi di rap non ne sapesse nulla. Anthony, tu nella vita reale a chi ti ispiri musicalmente? Diciamo che ho dei punti di riferimento fondamentalmente sul genere italiano, quindi guardo quello che è il rap del nord, quindi Marrakesh, i Club Dogo, ovviamente nella cerchia campana Clementino e Rocco Hunt, che sono fondamentalmente i punti più forti, anche se ovviamente credo che l'ispirazione ci può stare, però ciò non deve significare diventare come loro, cercare una propria identità. Ecco perché ho deciso appunto di portare avanti un progetto che non fosse mirato sul fatto di essere riconosciuto con un altro nome, ecco perché non ho il nome d'arte, perché nel mio piccolo voglio cercare di dimostrare l'arte con le parole ed essere conosciuto per quello che sono e per come mi chiamo. Vabbè, diciamo che Anthony è anche un nome d'arte, perché il tuo nome battesimo è Antonio, quindi... Antonio, sì. Quindi... Anthony, vogliamo lanciare insieme il primo video della nostra playlist? Va bene. Allora, lui è della Stirpe Nova. Sì. Quindi? E quindi sicuramente un attimo che chi lo è? prepariamo e dici Sì. il titolo che... penso sia Palù, Palù? E qual è l'ultimo estratto del brano di Palù? Vita Un brano che comunque è andato anche molto bene, Vita Violenta. Violenta, sì sì. Un feat con i Grandi Entò. Sì, il videoclip bellissimo tra l'altro perché l'ho Sì, visto sì, molto girato da bene. Gianluigi Sarrentino, che ringraziamo e salutiamo. Professionista, infatti, ciao Gianluca. Quindi Tu ti aspettiamo. rivedi in quel video? Cioè tu in quella canzone, in quel brano? Quella canzone non mi vedo perché magari non rispecchia quello che è stato il mio passato. Forse perché fortunatamente non ho vissuto quello che magari racconta Palù in quella storia. Però un videoclip del genere mi farebbe piacere girarlo perché si vede che è montato molto bene, molto professionale e che quindi comunque attira nonostante magari non ti rispecchi in quella storia. Quindi molto bello. Allora, pubblico di Anthony Galeota, adesso vi faremo vedere un grande video di Palù della Stirpe Nova. Antonio, perché non lo troviamo. Nell'attesa ovviamente ci tenevo... ti passo una diretta, vediamo se c'è anche... Sì, vediamo se c'è qualcuno in diretta mentre aspettiamo il video. Che bello. Dai, la prima telefonata chi è? Pronto? Sì, pronto. Ciao, Pronto, chi sei? Sono Marco. Marco da dove? Ciao Marco. Marco da San Cipriano. Marco, dimmi. Sì, volevo fare dei complimenti a Voodoo, a Anthony Galeota, che sono dei grandi. Grazie Marco, grazie. Grande Marco. Grazie Volevo mille. dire che però sono più forti della Mister TV e poi J-Rime non fa tempo neanche se gli do i fazzoletti, invece Nico Teppe è la versione rap di Luciano Colture. Diciamo, posso permettermi di parlare? Sì, sì, vai, questo è un dibattito live, Diciamo è un salotto. che posso dirti che magari le opinioni ci stanno ed è giusto che ognuno abbia le sue opinioni. C'è pure da dire che comunque ognuno segue un suo stile ed è nel rap e nell'hip hop è fondamentale il rispetto e cercare di comunque trovare un punto d'incontro. Quindi se magari tu non apprezzi lo stile di J-Rime, ciò non giustifica il fatto che non debba stare con noi, anche perché ognuno completa l'altro. Quindi c'è da imparare da un'altra persona per poi ricavarne benefici. Quindi questo è quello che mi sento di dirti. E allora un forte saluto a Marco. Ciao Marco, ti ringraziamo, grazie. sei grande e quindi lanciamo il video di Palù, Vita Violenta. Non ne trovo in dei libri storie Guarda di chi sta stifica, figa. storie promesse, chi parte e chi resta. Ed Storie era di chi si Palù. guarda vita reta una fanesta. Tratta da una Vai tu, storia vai tu, vera, vai tu. grande, grande veramente. Questa è la cosa più bella appunto, quando appunto ogni brano è tratto da una storia vera ovviamente tocca di più. Quindi No, a me questo è un video che veramente mi è piaciuto tantissimo. No, anche a me, Grande bellissimo. fit con Palù, estratto da un nuovo disco Stirpe Nova che è uscito il mese scorso e Bello. che veramente va alla grande. Sì, sì, spacca, Ma parlando di dischi, Sì. io ho saputo che è uscito il primo tuo lavoro discografico. già. Eccolo qua, lo faccio vedere anche a tutto il pubblico a casa.
Allora, ci tenevo a Siamo? precisare, questa diciamo è una bozza, anche perché sto aspettando la stampa ufficiale del CD. Questo diciamo è stata una cosa autoprodotta per il semplice fatto che ho voluto concretizzare materialmente il lavoro di tanto tempo, perché c'è da dire, come ben sai, che comunque fare una canzone non vuol dire sfornare le pizze, vuol dire dedicare tempo, vuol dire fondamentalmente metterci tempo e far sì che ogni brano sia, almeno per quanto mi riguarda, soddisfacente per me. Ecco perché ho deciso di voler fare appunto questo brano, questo CD appunto senza nessun titolo, solo col mio nome. E quindi è un piacere presentarlo qua e potertelo regalare, insomma. Abbiamo una telefonata, la Vai. prendiamo, Anthony? Certo, prendila tu, prendiamola. prendila tu. Pronti? Pronto Anthony? Pronto, sì, chi è? Pronto Anthony? Sì, sono pronto, prontissimo. Siamo prontissimi, stiamo aspettando a te. Come ti chiami? Fernanda. Ciao Fernanda. Ciao le mie amiche, ciao Fernanda, grazie per aver chiamato. Tutto Volevo bene? fare i complimenti ad Anthony Grazie. e dirgli che è un grande perché ha fatto delle canzoni che piacciono anche a me, a cui il genere rap non è che piace tanto. Grazie mille, grazie Ferni. C'è da dire che questa amica mia... Per il lavoro discografico. Grazie mille, c'è da dire che questa amica mia mi ha aiutato insieme a un'altra amica mia Giovanna per la biografia, quindi sono molto molto devoto a loro. Grazie per la telefonata. Ferni. Grande Fernanda, grande, un applauso Grazie. a Fernanda. Grazie, in bocca al lupo. Ciao, Ciao Ferni, Fernanda, grazie. ciao. Ancora un'altra chiamata, la prendiamo Anthony, la prendi tu? Vai, riprendiamolo, mi piace. Sto fatto. Pronto? Chi parla? Caduta. È caduta, l'abbiamo È persa, caduta, è caduto. l'abbiamo No, lui persa, è aveva pure caduta. risposto, poi è scivolato sulla nostra Fane. buccia di banana, Banana. che ci abbiamo sempre qui con noi, che ci fa compagnia. E ce l'abbiamo qui mentre di sottofondo parte il tuo nuovo lavoro Allora, musicale. Questo è l'ultimo brano che ho fatto con appunto un amico abbastanza conosciuto sul web, che è comico. Giustamente voi dite che Grande. c'entra. Io diciamo che ho sempre voluto abbinare quella mia parte seria con la parte più cretina, più comica che ho. Forse è una cosa che non tutti possono condividere, però è giusto che ognuno sia libero di fare quello che vuole. Ed è per questo che appunto è uscito questo brano intitolato Se vuoi ripassa, ed è un semplice invito insomma a tutte le persone che parlano male di Napoli Ah, ripassare. di ripassare prima di dare un'opinione, vedere Napoli che cosa offre e poi giudicare senza nessuna presunzione. Ed Quindi ecco parliamo che, appunto, della nostra città. Esatto, parliamo di Napoli. Ed è Un'altra ritorna telefonata. qui la diretta, quindi la prendiamo. Pronto, con chi parliamo? Pronti? Pronto? Pronto? Com'è sexy questa voce, Anthony? Chi sei? Non mi riconosci. Antonio? Antonio Bove. Antonio Bove. Ecco. Ciao Antonio. Grande Antonio Bove, il più cliccato del web. Ciao, Antonio. Ciao Antonio, come stai? Bene, voi? Tutto Va bene. grazie che ci hai seguito anche oggi qui in diretta, sei un grande che ci hai chiamato. Grazie. Sì, comunque voglio fare... Babbo, Si inglese così. Dimmi Antonio, dimmi. niente, comunque complimenti a Anthony. Grazie Anto, grazie mille. E Gentilissimo. complimenti ad Antonio per questa magnifica idea che ha avuto per questa... Grazie Antonio, sei un Infatti, grande Antonio. è una bella situazione, una bella cosa pure per Sì, voi. comunque posso fare dei saluti. Certo. Certo. Voglio salutare il mio migliore amico Giuseppe Filatro. Ciao Giuseppe. Ciao Giuseppe. Va bene Antonio, mo tra- E poi voglio dedicargli quella canzone di Geraim. Un'altra notte. Va bene. Ecco, Ok, abbiamo Grande intuito. Un Antonio. bacio. Ciao, Ciao un bacio, Antonio, ciao, un bacio. ciao. Grazie. ciao. Ciao. Ricordiamo che Antonio Bove è stato adesso reduce abbiamo fatto uno slogan contro l'omofobia Sì, che sì. dopo manderemo in onda. Bella anche per situazione. salutare un'amica che ha abbandonato da poco la scena napoletana, Valentina Ok, che 2 giorni fa ha perso la vita. Valentina, spero che dal Ciro ci stai seguendo. Grande Valentina. Sempre un Forte artista applauso a da Valentina. apprezzare. E comunque è una bella cosa questo fatto che ti chiamano in diretta, cioè il Sì, fatto sì, sì, che una cosa dedicano nuova. del tempo bella, mi piace Diciamo che assai sta nel cosa. rap queste cose sono tutte nuove. Sì, perché Allora, sì. abituato comunque a vedere Sì, le classiche vero. puntate, cioè è bello vedere che comunque c'è chi ti chiama. È bello. Mi piace che le Mi piace persone, sto se hanno dei dubbi, possono chiamare, diciamo, e parlare dei loro dubbi, delle cose belle. Esatto, è una cosa bello poi- interagire col pubblico. Esatto, è una cosa Sì, diversa sì. dalla chat perché botta e risposta. Sì, quindi- perciò ti ho invitato perché so che tu sei proprio ami fare queste a cose. me sì, mi piace questo fatto, questa situazione. Allora
Allora Anthony, parliamo un po' del tuo lavoro Sì, discografico, come stavo dicevo, dicendo. ti ho detto, questa è una bozza perché sto aspettando che insomma sia pronto la copia ufficiale. Niente, qui ci sono i brani che insomma ho presentato nell'arco del tempo, perché comunque io non pensavo di arrivare a fare quasi 10 brani. E quindi ho voluto racchiudere quella che è la mia vita e quello che è il mio canale YouTube, fondamentalmente incentrato su quelle che sono state le mie esperienze di vita. È bella la foto, vorrei da dire, guardatelo tutti. Parlo bello voglio, non so. Parlo bello voglio. Vedi che dopo ti chiedo un appuntamento. E qui abbiamo un'altra diretta, Vai. pronto? Chi è? Pronti? Pronto, Antonio, ciao. sono Asia. Ciao Asia. Ciao, Asia. Benvenuto in Bene? trasmissione, sì, bellissima. A te? Tutto bene. Allora, senti, volevo fare complimenti ad Anthony perché ha una voce stupenda. Grazie mille. Grazie Asia. E Grazie. complimenti a te perché sei una persona fantastica. Grazie Asia. Grazie. E spero di vedervi al più presto. Hai visto il primo video che abbiamo messo, Asia? Qual era? Sì, sì, già l'ho visto. Palù, Stirpe Nova è uno dei tuoi preferiti. Quindi Fatto bene. uno dei tuoi preferiti. E ora ho acceso la televisione perché in questo momento sono scesa. Ah, ok. Va bene, un bacio Asia. Grazie, Ciao Asia, Asia, ciao. grande. Grazie. Ciao. Bella C'è da dire che Asia tra poco comincerà anche lei un lavoro discografico. Ottimo, ottimo. Poi ne sentite delle belle, delle Vabbè, belle siamo diciamo tutti artisti appassionati della musica. Seguiteci ci ritroviamo. sempre su Facebook. Sì, Giuliano sì. Antonio Amendo alias Mister Antoine, dove lì seguite tutte le novità Infatti, tutti gli aggiornamenti poi di questi contribuiscono alla emergenti, pubblicità. tutti Sì, questi sì. emergenti nella nostra Napoli. Poi devi dire, siamo proprio assai, mamma Sì, mia. ma cioè, esagerare, è proprio un boom. Diciamo che adesso il rap ha preso anche un po' una via, una moda. Sì, sì, diciamo che quello è il problema, che purtroppo io conosco tanti emergenti, tra cui parecchi presenti qui, che veramente meriterebbero di essere sentiti e di salire, perché veramente Beh, poi dopo ne parleremo sono con tanti amici che Veramente sono di qui sono in bravi. trasmissione, tipo come Obli, Mico One, Ocha, e quindi parleremo proprio di questa Infatti, cosa qui, infatti. di rap moda e rap, Rap, musica che chi lo fa da tempo, chi lo fa i da tempo e veterani. si fa veramente Sì. un cuore così. Allora Antonio, io volevo sapere da te quanto tempo impieghi per fare un brano? Dipende dal brano, dipende dal mio stato d'animo, dipende dall'argomento, dipende da tanti fattori. Dipende. Da che dipende? Da che dipende? Un'altra chiamata. nel L'altra frattempo. chiamata la prendi tu questa? Prendiamola. Vai, Pronto? prendiamola, pronto? Pronti? Pronto ragazzi, Ciao, chi Ciao, sei? chi sei? buongiorno. Buongiorno a te. Sono Antonio, Antonio? il grandissimo Mister Antoine. Grande, le Benny. Buongiorno. Benny Bemontello, ciao, Ciao. Benny, grande. Ciao, Benny. Grande a te. Grazie mille. Complimenti a Mister Antoine, complimenti anche a te Anthony. Grazie mille, Benny, grazie. Grande voce. Grazie. Grazie Benny, sei un grande. Grazie per aver Siete voi chiamato. grandi ragazzi, volevo farvi ancora i complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo augurare a Anthony una grandissima carriera, una grandissima voce. E a te Mister Antoine un bene dell'anima e continua così, sei grande. Grazie Benny, grazie. Un Grazie bacio, mille, ciao grazie. Benny, ciao. Ciao ragazzi, ciao. Grazie. Credimi, queste parole valgono più di 10.000 mi piace. E questo è il bello della Valgono diretta. molto di Questo più. è il bello perché- della diretta. Wow, bello. Grazie mille, veramente. Anthony, ma ce lo vuoi far sentire un pezzo in diretta? Va bene. Quale pezzo ci fai ascoltare? Allora, io sono dell'idea di portare forse quella che è più l'attualità, quindi non un futuro, che appunto purtroppo parla di un argomento che purtroppo è sempre più attuale, ovvero della precarietà. Questo brano è dell'anno scorso, ma ahimè è ancora attuale, quindi è come se l'avessi scritto ieri. Sì, quindi non un futuro. Non un futuro, sì. Sì, per me va benissimo. Yes. Anthony Galeota non è un futuro. Eccoci qui. E siamo su RTC Targato Napoli, Napoli. la radio che parlo con Matteo e con me. E Vai, come io, giovani, Io sì. sono Mister Antoine, lui Io è sono Anthony Anthony Galeota, Galeota. e questo è Amici della Strada. Perché Amici della Strada, Perché Anthony? è il primo format che parla dei ragazzi che purtroppo vengono dalla strada e seguono una cultura, quella dell'hip hop. Pronto? Chi è in linea con noi stamattina? Ciao, come ti chiami? Celeste. Mia Chi sei? sorella, mia Celeste. sorella. Ciao Celeste. Ciao Celeste. Ciao sorella. Volevo fare complimenti a mio fratello, nonostante fa parte della mia famiglia, volevo dire che era un grande. Grazie. E che comunque gli stiamo tutti vicino in ogni passo che compierà. Grazie mille. Grande Celeste, un saluto forte dagli Amici della Strada da RTC Targato Napoli. Napoli. Al lupo. Crepi, Grande. grazie. Ciao sorella. Un bacio. Ciao, Ciao. bella, ciao. È strano che mi ha chiamato mia sorella. Vabbè, è bello, Non dai. è il cioè, tipo, sai, di esternarsi così. si è Invece messa in gioco, anche questo è il bello, diciamo, sì. dello spettacolo, mettersi in gioco sempre, dovunque, ovunque. magari dimostrare ciò che da vicino non hai magari quella cosa di dimostrare, invece poi in una situazione del genere, mia sorella che mi dà l'in bocca al lupo è una cosa particolare. Bella. bella Anthony, situazione. l'impatto con il pubblico quando fai i tuoi concerti. Allora, guarda, è sempre un'emozione, anche perché fondamentalmente poi
è tutto a scaletta e bisogna fare un po' di esperienza per cercare di scioglierti. Ho iniziato grazie a te, questo lo devo Grazie. dire. Grazie a Pep One, grazie a te, insomma, grazie a Q Maria e a tutte le Bella, persone bro, che tutti gli comunque mi amici seguono, che ci seguono sempre. perché questo è importante ricordare chi è che ti aiuta comunque a fare esperienza. L'impatto col pubblico è sempre un'emozione perché non sai chi hai di fronte. L'ultimo live comunque dove ho fatto la presentazione di Rocco Hunt, là avevo timore di sapere chi è che potesse stare davanti, quindi è una cosa Ti indescrivibile. tremavano le gambe. In realtà ero più teso nell'attesa che quando sono salito sul palco. E abbiamo Un'altra ancora diretta, un'altra diretta. un'altra Cioè, chiamata. non mi aspettavo tutte queste dirette alla prima puntata. Neanche io. Pronto? Pronti? Parla! Buongiorno. Buongiorno, sei? Come ti chiami? Sono Dario Rizzo. Dario? Dario Rizzo. Ui, grande Dario, un fratello, un brother. Grande. Abbraccio. Dario abbiamo portato il Grazie. nostro portafortuna stamattina, la banana che ci segue sempre. L'unico frutto dell'amore. È la banana. Anche io vi seguo sempre. Sei un Grazie grande mille, Dario, ti vediamo bene Dario. Grazie, grazie, Dario boss. anche fa musica rap, è un grandissimo. Sì. Un emergente anche lui, da poco ha iniziato il suo cammino e sta avendo belle soddisfazioni, Ti ho detto, comunque è ci sono- piccolo d'età, quindi Ci sono parecchi talenti purtroppo nascosti. secondo me nella vita, se tu hai un sogno nel cassetto, non rimanendo nel cassetto, aprilo, fallo Condivido volare. appieno, Perché condivido comunque che tu ce l'hai appieno. nel cassetto, no? Infatti. Che fai? La cosa più bella è quella di essere felice. Il mio caso Cioè, quindi provaci sempre, non ti fa mai. condivido appieno. Contro tutti sempre, le critiche. Ormai abbiamo un'altra diretta. Pronti? Pronto, chi parla? No, è sempre lui al telefono, vedete? Ah, ok, Dario. Ci sta, Dario, ci sei? Questa cosa era per te, eh. Realizza sempre il tuo sogno, Dario. Infatti. Dario, ti sei addormentato? Stai piano caffè, stai mangiando cornette? Ci sei? No, ci sta, Ci lo sta. sento. Dario, un saluto forte, Dario. Ciao, Dario, Ciao, grazie, Dario, grazie grande. per la telefonata. Applausi per Dario. Grande. Ciao, Dario. E quindi E vogliamo mandare un altro video, un altro big? Ce l'abbiamo un altro big, regia. andiamo un po' in pubblicità. ok, Allora ci ok. prendiamo una piccola pausa, siamo su piccola pausa. RTC Targato Napoli, sono Mister Antoine, amici della strada, a tra poco. Ciao. Ciao. Benvenuti amici della Ehi, strada. salve. Siamo sempre su RTC Targato Napoli. Prova. A radio che parlo con me. Con me. No, con me. Con te. Con me, come te. Come te due, ah. Come tutte Fare. e due e come voi. Come a tutti. Sono sempre Mister Antoine, qui con me Tony Galeota. Ciao. Allora, a tutto il pubblico che ci sta seguendo, voglio dire che stamattina con me ci doveva stare Mr. Hyde, non ci sono perché sono partiti in tour per la Germania. Il grande Ludo di Mr. Hyde. Un saluto forte Un a Ludo. fortissimo saluto, dopo ci Bellissima persona. chiamerai, vi saluterà tutti quanti in diretta. Voglio dire che non è morto, che tu anni, ma com'è Ludo? No, non è morto. Non è morto Ludo. È impegnato È in lavorativamente. tour, è in Siamo in tour. diretta. Ok, prendiamo la prima diretta, vai, pronto. Vai. Pronto, chi sei? Ciao, pronto? Pronto? Chi sei? Vincenzo. Ciao un altro Vincenzo, amico. Ciao grande, Enzo. lo conosco Vincenzo. Ciao Grilli. Enzo. Bella Vincenzo. Grande bro, tutto bene? Tutto bene, sto seguendo il vostro live dal negozio. Grande, Sei un grande mille. Vincenzo, grande. Negozio di ottica, grazie. Che negozio mille. c'hai? Come si chiama il tuo negozio che lo salutiamo? Ottica Antignano. Grande Ottica Grande Antignano di Ottica Vincenzo Antignano. Green, grande. Grande, grazie per la telefonata. Grazie per la telefonata Vincenzo. Ciao, un bacio. Ciao. Stavamo dicendo, i Mr. Hyde sono in tour in Germania per una settimana. Quindi giustamente il lavoro è lavoro. Sì, infatti settimana prossima saremo qui in diretta io, Mr. Antoine, grande Mr. Hyde, ospite Lucariello che questa settimana non ci ha potuto raggiungere per cose sue Impegni lavorative. lavorativi, Purtroppo nel settembre è un mese particolare sia per la stampa dei dischi che per i live. Un'altra telefonata. Un'altra la prendo io, la prendi tu? Insieme. Prendiamola Uno, insieme, due, non tre. pigliamo a banana. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Maria da Scafati. Chi sei? Maria da Scafati. Ciao Maria da Zia. Scafati, dimmi Maria. Ciao zia, tutta la Volevo famiglia. complimentarmi con Entoni. Grazie zia. È un Tutta la famiglia. grande, è bello e io gli auguro un in bocca al lupo grandissimo. Crepi, Io ho crepi. sempre creduto in lui. Grazie Grande zia. signora, grande. Aspetto comunque ancora conferme più grandi. Auguroni e un bacione. Grazie zia. mille, grazie zia. Buona giornata e Ciao, salutami grazie, tutti. un bacione, Grazie. ciao. Grande, grande. Allora Anthony, ricordiamo ancora il tuo disco che si Sì. chiama? Allora, non ha un titolo volutamente perché appunto è un lavoro autoprodotto e racchiude quello che è stato un po' la cerchia di un lavoro durato quasi 2 anni. Perché? Perché appunto non pensavo di fare un CD, è stata una cosa naturale. Ecco perché volutamente ho deciso solo di rimanere il mio nome senza un titolo perché vorrei, mi auguro, di
dare un titolo al mio primo CD ufficiale sistemato, se tutto andrà bene. Però qui insomma è racchiusa tutta la mia vita, tutto quello che ho da dire. Allora, al pubblico che ti ascolta da casa cosa gli vogliamo dire? Io posso solo semplicemente dire di non invitare a seguirmi, perché credo che le cose si facciano in maniera naturale. Io spero solo di dare un messaggio. Io non cioè nel senso, quello che ho da dire lo dico con con la musica, perché è un modo per comunicare. E insomma ringrazio tutte le persone che mi supportano, addirittura tutte queste telefonate che non mi aspettavo alle 10 del mattino. Anthony, però papà non ha chiamato. È mio padre più vergognoso. È Scurnus Bab. Ci manca solo papà. Aspetta, forse è tuo padre. Vediamo. Pronto? Pronto. Prendiamo la diretta, chi è? Ciao Anthony. È tuo padre, è tuo padre. No, no. Non sei suo Umberto, padre. ciao Umberto. Ciao Umberto. Sembra un altro membro della famiglia. Mio cognato, ciao Umberto. Devo fare in bocca al lupo. Crepi, È un grazie, grande. grazie mille. Grazie, Umberto. Grazie per insomma seguirci e tutta la cosa. Allora Anthony, Mi dica. salutiamo Umberto che Grazie. adesso ci ha chiamato. Grazie Umberto, Grazie, sei un Umberto, grande. grazie. Ciao Umberto. Ciao Umberto. Allora, prima di salutarti e passare al prossimo ospite, Sì. voglio parlare delle ultime, i tuoi contatti Facebook per il pubblico che ti può aggiungere. Allora, io sto su Facebook, Anthony Galeota mi chiamo, e lo stesso su Facebook, sulla pagina ufficiale Anthony Galeota, e poi ho un canale YouTube che appunto si chiama Anthony Galeota. Sai Quindi che- è un unico nome, insomma. Ormai tu filmi tutto col tuo nome, Sì, disco, va, tu. ci vanno 3 ore quando fai Sì, una si però fa. ho seguito la mia linea. Ne approfitto per dire una cosa importante. Sì, vai. Ringrazio il mio amico Giovanni della GB Lab che mi ha fatto questo regalo appunto per darmi l'in bocca al lupo e per darci l'in bocca al lupo per questo programma. Quindi lo ringrazio. Ciao Gennaro. E ci troviamo a fare i ringraziamenti. Ringraziamo anche Bultatuvi e Grazie Pomeo, mille, che è il nostro giustamente. sponsor ufficiale di questa trasmissione. Amici della strada, grande Jenny Che fa dei Bultatuvi. tatuaggi esagerati. Grande. Esagerato. Allora, ultima diretta per te. Sì. Che poi mandiamo il prossimo video di un grande big che è Lucariello. Voglio dire. Quindi prendiamo la diretta e poi mandiamo il video. Pronto, chi parla? Pronto? Anthony, buongiorno. Buongiorno, Nancy. Sono Nunzia. Ah, Nunzia. Ciao Nunzia, tutto bene? Sì, tutto bene. Senti, ti volevo fare un grandissimo in bocca al lupo, Crepi, grazie. soprattutto perché sei una persona che artisticamente è cresciuta da sola. Infatti, grazie. Quindi veramente, veramente tanti auguri. Grazie mille, Nunzia, grazie. Un Mi bacione auguro a tutti. insomma di continuare. È bello sentirsi dire queste parole, veramente. Io magari non lo Vai, dimostro, vai, però coraggio. è bella, veramente. Grazie mille, Nunzia, grazie. Grazie Ciao. Nunzia, Ciao, grande Nunzia. Nunzia. Bello. Allora, Bello. il video che stiamo per lanciare adesso è di un veterano della musica rap. Parliamo del 1994, il grande Lucariello, che anche lui ha iniziato con un format radiofonico come questo, come Amici della strada. Grande Lucariello. Avevo 4 anni, quindi Quindi parliamo di tanto tempo fa. tanta storia. Penso che abbiamo ancora un'altra diretta prima del video. La prendiamo e poi lanciamo il video? Che ne pensi, Anthony? Sì, mi piace sto fatto. Sì, ti piace? Stiamo questa la diretta. Mi piace. Allora, Pronto? Caduta. pronta, è Caduta, caduta a terra. Vabbè. La mattina io lo dico sempre. Quando vi fate la doccia, tutti i giorni, asciugate, poi cadete, vi facete male. Asciuttatevi i piedi. Allora Anthony, stavamo Ok. parlando di Lucariello e ci E interrompe ci la chiamano. diretta. Ok. Pronto, chi parla? Pronto? Pronto, ciao, sono Marco. Marco, dimmi. Ciao, Marco. Ciao Marco. Ciao Anthony. Ciao Marco. Tutto bene, grazie. Sei sempre un grande. Grazie mille. La ultima canzone è veramente meravigliosa. Grazie di cuore, grazie mille, mi fa piacere insomma che ci stai pure seguendo e questo è un buon motivo pure per stimolare le persone che pensano che tutto sia impossibile. In realtà chi vuole comunicare lo può fare, basta avere solo un po' di pazienza e forza di volontà. Quindi grazie per dedicarci del tempo, è una bella cosa per me e soprattutto per Mr. Antoine. Ok, Grazie. Ciao. grazie Marco, un bacio. E allora lanciamo questo video del grande Lucariello, che è fit con un altro grande della musica rap, Cavarizza. Voglio. Forca Cap. Eh, Un bellissimo video, un grande video. soprattutto Regia, quando sei bella pronta? collaborazione. Io nel frattempo voglio salutare il nostro grande Anthony Galeota. Grazie